Saluto i nostri amici telespettatori, eccoci a consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite il dottor Stefano De Carli, che è direttore della struttura operativa complessa di medicina interna dell'ospedale di San Daniele. Buongiorno, grazie per essere qui. Grazie Intanto io approfitto per chiederle, la situazione è rientrata, no, rispetto a quello che avete passato negli Sì, è rientrata, mesi. adesso siamo in una fase che sono completamente sotto controllo, per fortuna. E questo è anche legato a diversi fattori, intanto alla stagionalità del virus, perché sono virus stagionali, poi sicuramente all'effetto della vaccinazione che si sta dimostrando essere particolarmente efficace e quindi la vaccinazione risulta essere poi la chiave di volta di tutto. E sarà questo il numero poi di pazienti che saranno vaccinati, di persone, perché pazienti, speriamo che nessuno sia paziente, di persone vaccinate, tanto più sarà alta, tanto minore sarà quella che comunque è prevedibile che ci sia una quarta ondata, perché essendo un virus stagionale, in autunno qualcosa si ripresenterà. Se la situazione è come adesso, e quelle che sono le prospettive più ottimistiche, ovviamente in forma più blanda, perché questa è una malattia che va governata alla fine, non è un virus che va governato, è difficile sconfiggerlo perché ormai è endemico, bisogna conviverci, quindi il modo migliore è questo. Ecco, io approfitterei della sua presenza anche per dare un messaggio agli under 29 che mi sembrano piuttosto restii, no? A prenotarsi per le vaccinazioni. Ma allora, sulla vaccinazione il discorso è che io capisco anche che c'è stato molto disorientamento legato al fatto che sono stati dati messaggi un po' fuorvianti. È fondamentale creare proprio questo che è un effetto gregge, cioè quindi avere il massimo delle persone vaccinate. Quando noi parliamo di vaccinazione non parliamo di un vaccino che protegge completamente dalla malattia, ma dalla malattia grave. E se noi pensiamo che vaccinazioni come esempio quella dell'antipolio dava una copertura che è analoga a questa e ha sconfitto la malattia, allora a questo punto uno può capire l'importanza del fatto che queste vaccinazioni non diano malattie gravi, anche proteggendo anche da quello che risulta adesso dalle conoscenze da queste varianti. Varianti che poi molto probabilmente sono anche limitate, perché tanto più cambia il virus nel cercare di evitare di riuscire ad attaccarsi meglio alle cellule, tanto più è probabile che possa capitare che diventi anche inefficace, quindi non è che queste varianti saranno infinite. E comunque il discorso è che se avessero detto alla gente che c'era la vaccinazione un anno fa, siamo vaccinati tutti. Quando vedono che le cose vanno meglio, le persone si dimenticano, analogamente per gli altri vaccini. Quando io, che appartengo ancora a una generazione che aveva vissuto, ritornando al discorso della polio, un periodo che ancora si ricordava quello che accadeva ai bambini, ovviamente era normale vaccinarsi. Poi man mano che viene meno questa conoscenza si perde. Questa è una cosa fisiologica e si chiama effetto ultimo miglio, che esiste anche in altre realtà, ad esempio anche nei paesi del terzo mondo, cosiddetto terzo mondo, dove magari le campagne vaccinali vanno avanti all'inizio, quando si arriva verso la fine le persone pensano sempre che queste vaccinazioni siano un fuorviare rispetto ad altre problematiche, quindi questo è uno degli elementi per cui ad esempio la polio esiste ancora e così altre malattie, proprio perché dicono ma noi abbiamo altri problemi e loro pensano a vaccinarsi, quindi c'è qualcosa dietro, quindi è una cosa fisiologica. Quindi io capisco quelli che hanno le perplessità, perché è fisiologico che ci siano le perplessità, bisogna cercare di convincere le persone, quindi è un discorso di educazione che deve partire innanzitutto da noi, prima ancora che da altri. Beh, ringrazio Stefano De Carli perché appunto fatto a sorpresa, richiesta a sorpresa questo intervento, perché oggi il dottor De Carli è qui per parlarci di problematiche per le persone più fragili in questo periodo dell'anno. Sappiamo in estate più fragili chi sono? Soprattutto le persone anziane, soprattutto i bambini, no? Sì. I più piccoli. Quelli in sovrappeso, anche le persone in sovrappeso. Sì. E quindi adesso è il momento di lanciare dei messaggi. È un classico. Ecco, un classico. Al di là della vaccinazione c'è anche il comportamento che va seguito
per evitare di incorrere in problematiche. Certo. Diciamo che questo vuol dire che ritorna alla normalità, perché finalmente si può parlare che d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, e il virus invece aveva un po' rotto un po' questa armonia che c'è, anche se va sempre ripetuto, perché comunque ha un senso, anche perché magari ci sono altri aspetti che possono essere presi d'estate. Vabbè, ovvio che facendo caldo aumenta le temperature, quindi il nostro organismo entra in difficoltà, perché il problema grosso che abbiamo come da un punto di vista fisiologico è che noi siamo nati per regolare la temperatura in difetto, essendo animali a sangue caldo. Per cui la tolleranza per il freddo risulta essere elevata, per il caldo è bassa. Cioè voi pensate che la temperatura media dovrebbe essere sui 37 gradi, si può arrivare fino a 32 gradi che ancora si può sopravvivere, quindi sono ben 5 gradi, si può arrivare teoricamente anche a 28 gradi, una persona non viene neanche considerata morta, viene rianimata fino ad aumentare la temperatura a 37, proprio anche nelle indicazioni delle linee guida rianimazione, che ancora viene considerato uno che possa sopravvivere. Se uno lo fa con una temperatura maggiore, invece la morte è certa. Quindi il problema è la dispersione del calore, e questo avviene soprattutto come problematica in soggetti anziani, bambini e soggetti obesi, sia per la distribuzione della superficie, sia nel caso ad esempio dell'anziano perché hanno una quantità di liquidi inferiore, e anche a livello vascolare, per cui ha un effetto il passaggio dei vasi del sangue per disperdere, risulta essere alterato. E poi ci sono i farmaci che possono direttamente e indirettamente peggiorare questa possibilità di disperdere il calore o anche di idratarsi. Mi tolga una curiosità, dottor De Carli. C'è stato il periodo in cui non si poteva praticare determinati tipi di attività sportiva. Sì. E quindi adesso c'è la voglia, no? C'è la voglia di ritornare a muoversi, però bisogna fare molta attenzione. Beh, sì, sempre per Perché quello adesso stesso no, motivo. uno dice, finalmente sono libero, posso fare, però attenzione alle temperature. E anche lì le temperature, ma a maggior ragione perché uno facendo attività fisica produce calore. Poi il problema della temperatura, soprattutto se uno fa attività sportiva in città, è che oltre al calore del sole diretto, è anche quello indiretto, ad esempio, che arriva anche per strada, arriva dal suolo, quindi ha diverse situazioni. Quindi diciamo che il buon senso, perché l'euristica, che sono quelle scorciatoie mentali per risolvere i problemi, che sono i consigli della nonna, funzionano, perché alla fine se siamo arrivati fin qui è perché i consigli della nonna funzionavano. Quindi il buon senso di evitare le ore più calde è sicuramente fondamentale, ed è fondamentale l'idratazione. Questo, anche una semplice idratazione. Ma anche riprendere l'attività sportiva con un Sì, beh, quello sempre gradualmente, anche perché subito. Poi si rischia maggiormente di avere degli infortuni muscolari a non farlo. Però è fondamentale l'idratazione, che viene trascurata, perché soprattutto nell'anziano, ma anche in chi è sportivo e nei bambini, è un pochino alterata il senso della sete. Quindi quando compare la sete, la disidratazione è già avanzata. Quindi idratarsi risulta essere fondamentale, e se non si fanno sforzi particolari o situazioni climatiche particolari per cui c'è una grande dispersione non solo di acqua ma anche di sali minerali, fondamentalmente è l'acqua quella che serve. Quindi quando uno prova lo stimolo della sete è già, cioè, avrebbe dovuto pensarci. In alcuni soggetti sì, sono gli anziani, che uno dei motivi per cui poi durante l'estate hanno questi ricoveri. Possono essere anche farmaci, perché ad esempio farmaci tipo antidepressivi possono avere un'azione proprio anche di alterata percezione della sete, e poi appunto se uno prende farmaci che poi aumentano la diuresi, ovviamente disidratano. E quindi sicuramente sì. E lo sportivo, per un motivo di adattamento di cui sinceramente non so neanche io il motivo, sì, la spiegazione, hanno un ritardo, per cui quando si arriva, perché praticamente il sistema è delle cellule che vanno che danno lo stimolo della sete, che quando si disidratano a un certo livello danno questo stimolo. Ebbene, questo stimolo può essere alterato e quindi ritardato, e quindi diventa non troppo tardi, ma comunque con un margine che poi ha il rischio di determinare disidratazione e il colpo di calore, che poi quello è la situazione più grave. Sole, vitamina D. Col bel tempo almeno c'è la possibilità di stare
all'aria aperta, la vitamina D si fissa meglio. Sì, però bisognerebbe stare proprio alla vita aperta, purtroppo la terra è bassa e quindi sono pochi ormai che lavorano nei campi durante tutto l'anno, quindi la vitamina D, diciamo che ci sono diverse poi cause per cui c'è un deficit di vitamina D tendenzialmente nella popolazione e bisogna proprio fare una vita all'aperto, proprio fare una esposizione continua per essere sicuramente sufficienti e anche non tutti questi hanno la sufficienza. L'anziano o anche altri soggetti tendono ad avere magari questa carenza di vitamina D, però qui occorre, io direi, sempre parlarne con il medico perché poi ci sono anche delle indicazioni per chi necessita, perché magari prende farmaci tipo cortisone o quant'altro, oppure ha delle caratteristiche agli esami per cui si può ipotizzare questo deficit di vitamina D. Ah, si può ipotizzare, Sì, effettivamente. magari un calcio un pochino più basso nel sangue, però appunto richiede, perché c'è stato anche un abuso in passato dell'uso di vitamina D, quindi anche lanciare un messaggio che bisogna prendere la vitamina D come integratore. Integratori in teoria non dovrebbero neanche esistere, perché integratore vuol dire che c'è normalmente che c'è qualche cosa nella dieta che non va, quindi prima di tutto deve avere una dieta equilibrata, poi magari si prende integratori. Invece fare diete in cui si prendono integratori per principio sono già diete squilibrate, quindi mi trovano contrario. Siamo già giunti al termine della trasmissione. Qua il tempo sempre vola. Velocissimo, velocissimo. Non posso fare altro che ringraziarla, dottor De Carli, per essere stato nostro gradito ospite. Spero di averla quanto prima nuovamente nei nostri studi. Grazie per essere stato con noi. Quindi abbiamo ringraziato il dottor Stefano De Carli, che ricordiamo essere direttore della struttura operativa complessa di medicina interna dell'ospedale di San Daniele. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.